Putin sta per far scoppiare la terza guerra mondiale? Salve a tutti carissimi, ho dovuto un attimo cambiare quelli che erano i miei programmi per quanto riguardava i video che avrei dovuto caricare in questi giorni. Stavo pensando, ecco, tra le altre cose, di iniziare un cammino della durata di 33 giorni, un cammino spirituale per arrivare alla consacrazione al cuore immacolato di Maria. Però è arrivata la notizia che il 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra l'anniversario della vittoria sul nazismo, avvenuta per la precisione il 9 maggio del 1945, vittoria che ha segnato chiaramente la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, sta circolando la voce che si fa sempre più insistente in queste ore che il prossimo 9 maggio Putin dichiarerà lo stato di guerra totale contro l'Ucraina, perché non è riuscito a conseguire verso questo povero paese, messo a dura prova da eventi tremendi. Putin non è riuscito a conseguire ad avere la meglio sull'Ucraina entro breve tempo. Pensava che il tutto si potesse risolvere con un'operazione militare di breve durata, ma ringraziando il Signore così non è stato, e quindi sta pensando di scatenare contro questo povero paese già duramente messo alla prova una guerra totale. Ricordiamo, ecco, che la Russia conta 150 milioni di abitanti, ha a sua disposizione l'esercito più grande del mondo, che conta anche una quantità enorme di testate nucleari, quindi considerando poi che l'Ucraina è entrata da poco tempo a far parte della NATO, e quindi nel caso di una guerra ancora più massiccia condotta contro di essa, i paesi che sono alleati, che fanno parte della NATO, si troverebbero nella condizione comunque di dover difendere l'Ucraina da una situazione di devastazione totale. È chiaro che la situazione potrebbe precipitare, no? E quindi si potrebbe arrivare ad un conflitto di portata mondiale. In poche parole, potrebbe scoppiare la terza guerra mondiale. Per questo motivo è necessario adesso, come mai prima d'ora, far tesoro dei messaggi della Madonna in Medjugorje che invitano al digiuno per chi non lo può fare il mercoledì, il venerdì, anche di tutto ciò che ci può distogliere dalla preghiera, da tutto ciò che in qualche modo può traviare la nostra anima, spettacoli indecorosi, eccetera, eccetera. E digiuno anche da ciò che ci può piacere, per offrire questa rinuncia come fioretto al nostro Signore. Ed è necessario compiere l'opera di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Il motivo ce lo spiega lo stesso Padre Pio quando gli venne chiesto perché egli insistesse tanto a far fare la consacrazione al cuore immacolato di Maria, consacrazione che deve riguardare ognuno di noi, non è riservata solo ai sacerdoti, eccetera, ai consacrati, eccetera, eccetera. È riservata e aperta questa consacrazione a tutti, quindi soprattutto alle famiglie, perché là dove regna Maria, nelle famiglie c'è concordia e pace. E Padre Pio ha risposto circa la necessità, il motivo della necessità di far fare questa consacrazione al cuore immacolato di Maria, perché è l'unico posto al mondo in cui Satana non ha mai messo piede e mai ve lo metterà, per prendersi le anime che vi saranno entrate, e vi aspetta un futuro così diabolico che l'Apocalisse è nulla al confronto.
mettetevi lì dentro e starete al sicuro. Carissimi, i tempi sono quelli che sono. Avevo pensato, cosa che comunque farò, non l'ho accantonato come progetto, di fare un cammino spirituale della durata di 33 giorni, un cammino che è stato raccomandato e praticato personalmente da tutti i papi nel corso del XX secolo, un cammino che originariamente è stato scritto in lingua polacca e ha ricevuto la benedizione della Chiesa, non solo polacca, insomma, ma anche della Chiesa di Roma. È un cammino che avrebbe dovuto portare al 33esimo giorno, dopo una serie di meditazioni dagli scritti monfortiani, dai scritti tratti da brani di Diario di Sor Faustina Kowalska, eccetera, eccetera, sarebbe dovuto arrivare al 33esimo giorno alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Però ho deciso di non mettere da parte assolutamente questo progetto, insieme chiaramente che è uno dei tanti progetti che ho in mente per arricchire il canale di nuovi contenuti, ma ho deciso di fornirvi sotto in descrizione l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, che in genere andrebbe pronunciato, formulato, letto il 33esimo giorno di questo cammino spirituale. Ve lo metto in descrizione da subito perché voi lo possiate leggere, perché nel caso in cui gli eventi dovessero precipitare, almeno uno si sarà, le famiglie, insomma ciascuno di noi, chiunque segue questo video avrà modo di rifugiarsi nel Cuore Immacolato di Maria e là stare al sicuro nonostante il precipitare degli eventi. Speriamo che Dio non voglia, e quindi attraverso quest'atto di consacrazione si potrà avere la certezza che sotto il manto di Maria non ci accadrà nulla di male. Ve lo metto quindi in descrizione perché è un testo lunghissimo e vi volevo raccomandare il più possibile la preghiera. So che ciascuno di noi è preso da tantissime cose. Vi raccomando, qualora siate nell'impossibilità di pregare, di accendere, sintonizzare un computer o un cellulare su uno dei tanti canali su cui è disponibile il Rosario in latino di Padre Pio, lasciare il computer acceso per mezz'ora in una stanza dove non siete, mentre voi siete intenti a fare altre cose, anche magari a guardare la televisione con i vostri cari da un'altra parte, e lasciare che sul computer o sul cellulare che mettete in un'altra stanza per mezz'ora scorra il video di Padre Pio, del Rosario detto in latino da Padre Pio, se voi non avete tempo di pregare, perché la voce di Padre Pio allontana dalle case la presenza del maligno e ha una funzione sicuramente di grande benedizione, no? Per quella casa, per quel nucleo familiare in cui, per quella persona, insomma, che ascolta la voce di Padre Pio. È un modo per liberare la famiglia e la propria persona dal male. Ecco, quindi, e soprattutto, ecco, di mettersi, è un modo anche per mettersi sotto la protezione di questo grande santo di questi tempi, è necessaria sicuramente. Quindi mi raccomando di seguire il mio consiglio: in tutte le case dove non è possibile per mancanza di tempo pregare il Santo Rosario, fate sempre risuonare in una stanza la voce di Padre Pio che recita il Santo Rosario in latino. Sono tanti i canali che hanno il video di questo magnifico rosario. Adesso vi do lettura dell'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, il cui testo trovate in descrizione, e recitatelo nel più breve tempo possibile. Mettiamoci tutti sotto il manto di Maria
e preghiamola attraverso la preghiera incessante, tutte le preghiere che conoscete, la coroncina alla Divina Misericordia, il Santo Rosario, corone varie, corone ai 7 dolori della Beata Vergine Maria, corona alle lacrime di Maria, tutte le preghiere che vi vengono in mente, ma soprattutto la recita del Santo Rosario. Ecco, cerchiamo da sotto il manto di Maria di fare qualcosa per impedire eventi di portata devastante. Vi leggo adesso l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, ciascuno lo legga in descrizione e rifugiamoci tutti sotto il manto della Vergine Santa e nel cuore di questa Madre dove nulla di male ci potrà accadere. Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Maria, sei tutta tenerezza di Dio per me, Madre di Gesù, Madre della Chiesa e Madre mia, mediatrice di tutte le grazie, Regina del cielo e della terra. Io, ecco, adesso ciascuno pronunci il proprio nome e cognome. Riconosco la mia debolezza e peccaminosità. Rinnovo e confermo l'alleanza del Santo Battesimo. Rinuncio al peccato, a Satana e a tutte le sue opere per sempre. Alla tua presenza, Maria, oggi confesso la mia fede in Gesù Cristo, mio unico Salvatore e Signore. Accettando il testamento della croce, ecco la tua madre. Ti scelgo, oh Maria, come mia madre e regina. Oh Maria, in unione con il cuore di Gesù e con la forza del suo amore, mi consacro al tuo cuore immacolato. A te mi abbandono e consacro il mio corpo e la mia anima, il mio cuore e la mia volontà, la mia memoria e la mia mente, tutti i pensieri e desideri, tutta la mia vita e le mie attività, tutto il mio passato, presente e futuro, il mio tempo e le mie decisioni, tutti i miei beni materiali e spirituali e il valore stesso delle mie buone opere. Ti lascio il diritto assoluto di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene, senza eccezione, a tuo piacimento e per adempiere alla volontà del Padre, a tutti i desideri di Gesù, per la gioia e la gloria dello Spirito Santo, per l'amore tuo e per salvare le anime dei nostri fratelli. Amen. D'ora in poi voglio fare tutto con te, per mezzo di te e per te. So che con le mie forze non riuscirò a fare nulla. Tu invece puoi fare tutto e trionfi sempre. O Maria, aiuto dei cristiani, fai del mio cuore, della mia famiglia, della mia parrocchia, della mia patria e di tutto il mondo il regno tuo e di tuo Figlio Gesù. O Maria, Madre e Regina, desidero che tu viva, agisca e mi ami, e ami in me e per mezzo di me. Amen. Bene, carissimi. Io allora vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire, vi ripeto che prossimamente poi ci sarà questo cammino spirituale, chiaramente sempre sul canale che ognuno farà, faremo insieme virtualmente sul canale attraverso tutta una serie di meditazioni e di riflessioni che, lo ricordiamo, sono state approvate da tutti i papi del XX secolo. È un cammino di 33 giorni fatto di riflessione e di meditazione che doveva culminare con quest'atto di consacrazione che adesso al Cuore Immacolato di Maria, che abbiamo fatto un po' in anticipo, considerate le circostanze.
E bene, allora vi lascio alla recita di quest'atto, ciascuno nell'intimità del proprio cuore, della propria casa, della propria famiglia. E vi rimando insomma ai prossimi contenuti, nella speranza, ecco, di poter avere presto delle buone notizie, nella speranza che la preghiera arrivi al cuore di Dio attraverso l'intercessione di questo cuore immacolato di Maria, sempre pieno di premure e di grazie per tutta l'umanità. A presto, carissimi, che il Signore vi benedica e vi preservi e ci preservi da ogni male.